Una notizia bomba è arrivata questa sera a Napoli, e i tifosi del Napoli sono già in fermento. Siamo tornati con un altro elettrizzante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e di maggior impatto da dietro le quinte. Prima di addentrarci nelle rivelazioni che stanno scuotendo la Serie A, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla del mercato del Napoli. Oggi l'attenzione si concentra su un vero e proprio scontro dietro le quinte. Cristiano Giuntoli vuole Victor Osimhen alla Juventus, ma De Laurentiis ha dato una risposta categorica. Secondo quanto riportato da Walter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato un messaggio diretto all'ex direttore sportivo del club bianconero. Il messaggio? Semplice e definitivo, mai alla Juve. La Juventus, che si prepara alla possibile cessione di Dusan Vlahovic, è alla ricerca di un grande centravanti e il nome di Victor Osimhen, con i suoi 28 gol stagionali, è entrato nei radar di Giuntoli. Tuttavia, nonostante il chiaro interesse, la porta è chiusa. De Laurentiis non vuole rafforzare una diretta rivale nel campionato italiano. Un altro punto che complica ulteriormente le cose per i bianconeri è che la clausola rescissoria da 75 milioni di euro di Osimhen è valida solo per i club esteri. In altre parole, in Italia, un eventuale accordo dipenderebbe esclusivamente dall'approvazione del Napoli. Approvazione che, a quanto pare, non ci sarà. Di fronte al diniego, la Juventus ha rivolto la sua attenzione a un altro obiettivo del Napoli: l'attaccante del Manchester United Rasmus Højlund. La lotta tra Napoli e Juve, dunque, continua, ora anche sul fronte degli acquisti. Secondo il giornalista, i piani di Antonio Conte sono aggressivi, 200 milioni di euro in acquisti. I primi 100 milioni saranno destinati a un centravanti d'élite e a un'ala d'attacco. Gli altri 100 milioni saranno divisi tra 6 rinforzi strategici per completare la rosa. Un progetto ambizioso che promette di dare una scossa al mercato estivo. E ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Pensate che De Laurentiis abbia fatto bene a bloccare Osimhen alla Juventus? Il Napoli dovrebbe davvero investire questa enorme somma per costruire una nuova squadra sotto Conte? Commentate qui sotto, condividete il video e preparatevi, perché questa finestra di mercato si preannuncia infuocata.